ma Zaia ogni volta che ha parlato parlava che si era già messo in relazione a Conte, tutte le cose che lui ha fatto e ha pubblicizzato sulle televisioni, quelle locali e nazionali, richiamavano no, l'alleanza con Conte. Oh. Questo vorrà dire anche qualcos'altro, che forse ne parleremo nel corso di questo intervento. Vabbè, molto interessante, cioè cosa vuol dire? Che secondo lei ha un ottimo rapporto con Conte oppure che non... no, Ma con questo certamente è un governo, cosa rapporto intende? che però sottende un progetto, ovviamente, non è solo un rapporto di amicizia o di condivisione di responsabilità, ma lei ha visto, è stato l'unico presidente di regione, no, a mettere in atto sempre questa descrizione del rapporto con il presidente del Consiglio dei Ministri. Evidentemente sotto c'è qualcos'altro, ovviamente, a cui il nostro presidente del Veneto aspira. Ah, quindi Se vuole, secondo lei, cioè, diciamo, un buon rapporto con Conte per poi soffiargli la poltrona, cosa intende? Oppure un altro ruolo, no? Cosa? devo essere diretto? Beh sì, Per, perché... po- per poi andare in tempi brevi, e quindi stavo per usare un termine un po' pesante, non certamente attivare la possibilità di andare ad elezioni, lui vuole andare a Roma e possibilmente assumere una posizione di rilievo come quella di un ministro o chissà che. Ah, ho capito.